altra partita, Massimo, che andiamo a commentare, che cosa diciamo? Io sono senza parole perché comunque a mio avviso i gol quando bisogna farli, cioè quando c'è da fare bisogna farli. Se non si fanno li fanno gli altri e perdi le partite, punto. Sì, sì, no, è perfetta questa tua analisi e la stiamo dicendo da quando insomma abbiamo iniziato il campionato. Purtroppo sì, effettivamente. Poi cosa è successo? A parte il primo gol, poi un po' in difficoltà, nel secondo tempo invece bene, poi c'è stato subito questo blocco. No, allora, se non si, ripeto, Sì, sì, se non si fanno i gol poi si va in difficoltà, appunto. E quindi quando ci sono delle occasioni da fare, perlomeno dopo con 3 occasioni, uno bisogna buttarlo dentro. E poi si perde fiducia perché si dice qua prendo uno, non lo faccio più e quant'altro. E il calcio è questo, non lo invento io, non lo inventa nessuno e quindi bisogna leccarsi le ferite, lavorare e andare avanti sempre. chiudiamo con una simi battuta, insomma diciamo che siete più forti in trasferta. No, 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 noi a questo punto non dobbiamo pensare di essere forti, punto. Dobbiamo pensare solo di lavorare a testa bassa e cercare di migliorare le cose che non vanno.